Ok, buongiorno a tutti, benvenuti nella grazia e nella pace del nostro Signore, amen. Io vorrei cominciare stamattina con un testo biblico, aprendo il nostro culto, ascoltando la voce del nostro Signore, con un testo un po' diverso dal solito. In genere io personalmente leggo dei testi che introducono la parola di Dio, la predica che poi verrà fatta, ma stamattina vorrei leggere una parola che Mosè ha dato al popolo di Israele poco prima di entrare nella terra promessa. Voi ricordate che il popolo di Israele ha vagato nel deserto per quasi 40 anni, no? E la generazione è stata completamente ricambiata. Solo 2 persone, Giosuè e Caleb, sono entrate nella terra promessa, e poco prima che questa generazione entrasse per conquistare la terra promessa, Mosè ha insegnato una parola, una preghiera di benedizione, sia una benedizione nel vero senso della parola, al popolo di Israele che andava a combattere. Perciò io voglio leggertela questa mattina per introdurre il nostro culto, perché abbiamo una terra promessa da conquistare. Non è una terra materiale, ma è una terra che è dentro di noi, no? E dobbiamo combattere affinché il Signore ci dia la capacità di far cadere le mura di Gerico, di conquistare città, di conquistare e di sconfiggere giganti. E il Signore ha detto così al suo popolo e dice così stamattina alla Chiesa Battista Agape: il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Amen. Questa è la benedizione che Mosè dava al popolo, ma la benedizione che lui vuole dare stamattina a ciascuno di noi. Io ti invito già ad alzarti in piedi in questo momento e a pregare che questo sia un culto ripieno delle benedizioni di Dio, ripieno della pace di Dio, e che il Signore faccia veramente risplendere il suo volto su di noi. Signore nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio per l'occasione che abbiamo di stare nella tua presenza stamattina. Io ti lodo, Signore, perché abbiamo passato una settimana in cui ogni giorno noi ci siamo alzati, abbiamo ricevuto vita, abbiamo ricevuto protezione, abbiamo ricevuto amore dalla nostra famiglia, abbiamo ricevuto, Signore, tutto quello che ci serve per vivere e molto di più. Perciò, Signore, io ti chiedo, Padre, che questa benedizione sia stamattina per una conquista più a fondo della nostra anima. Noi dobbiamo conquistare oltre alla nostra anima un mondo che non ti conosce. Signore, i tuoi figli sono chiamati ad andare fuori dalla Chiesa, a predicare la parola di Dio, a portare il Vangelo che salva, a proporre, Signore, un Cristo che è vivente ancora oggi. Perciò, Signore, io ti chiedo, benedici il tuo popolo e che noi abbiamo quel coraggio, Signore, quella gioia, quell'entusiasmo di portare, Signore, il tuo messaggio fino all'estremità della terra. Ti ringrazio, Signore, perché abbiamo l'occasione di parlare di Cristo agli altri. E questa mattina, Signore, noi vogliamo sconfiggere ogni nemico che è dentro di noi e fuori di noi attraverso quello che faremo insieme. Perché quando il popolo di Dio si trova unito nella tua presenza, cose straordinarie succedono. E noi vogliamo vedere, Signore, la tua mano all'opera. Benedici, Signore, ogni anima che è arrivata qua, che sta arrivando qua, ogni anima che sta, Signore, seguendo il culto online. Vogliamo, Signore, che il tuo Spirito possa toccare nella profondità ogni anima che sta cercandoti. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Sei pronto per adorare il Signore? Amen. Predisponi il tuo cuore con un po' di calore. So che non c'è tanto caldo fuori, ma dentro ci deve essere il caldo dell'amore di Dio. Amen. C'è la gioia in Gesù ed un grande amore, c'è speranza soltanto in Lui.
applauso al nostro Signore. Amen. Noi sappiamo che ogni giorno si rinnovano le sue misericordie, le sue benedizioni. Oggi è un nuovo giorno, una nuova opportunità per servire il nostro Signore, una nuova opportunità per imparare di più di Lui, essere più vicino a Lui, e che noi in questo momento possiamo portare i nostri peccati a Lui, che questi peccati possano essere perdonati, che noi abbiamo tramite questo noi possiamo avere l'opportunità di riavvicinarci a Lui, che noi possiamo consegnare i nostri peccati così che possiamo avere di nuovo comunione con Lui. Amen. Che noi questa mattina possiamo essere istruiti mediante la Sua parola, essere consigliati mediante lo Spirito Santo. Cantiamo. Ogni giorno si rinnovano le tue misericordie, i creati cieli e terra lodano te. Con i miei occhi non ti vedo, ma sento la tua presenza. Io ti amo, ti esalto e lodo te. Tu mi hai fatto rinascere, ti prendi cura di me, con la tua potenza nella fede che ho in te. Quel che sembra difficile o quasi impossibile, io trovo la forza in te per ricominciare. Tu mi hai fatto rinascere, ti prendi cura di me, con la tua potenza nella fede che ho in te. Quel che sembra difficile o quasi impossibile, io trovo la forza in te per ricominciare. La tua mano io sento su di me, i tuoi occhi sono su tutta la terra, le tue braccia sono sempre ad aspettare quel figlio che per sempre amerà. Tu mi hai fatto rinascere, ti prendi cura di me, con la tua potenza nella fede che ho in te. Quel che sembra difficile o quasi impossibile, io trovo la forza in te per ricominciare. Tu mi hai fatto rinascere, ti prendi cura di me, con la tua potenza nella fede che ho in te. Quel che sembra difficile o quasi impossibile, io trovo la forza in te per ricominciare. Io trovo la forza in te per ricominciare. Io trovo la forza in te per ricominciare. Amen. Possiamo continuare a lodare il nome del nostro Signore. Che noi possiamo in questo momento cantare il nome del nostro Signore, cantare a Lui, portare lodi di adorazione al suo nome. Il fiume del tuo amor per me
ringraziamo Padre perché se noi abbiamo il coraggio, se noi ci predisponiamo Padre ad aprire i nostri cuori, aprire le nostre menti, Padre, tu sei in grado di cambiarci, Padre, sei in grado di cambiarci in meglio, sei in grado di curare il nostro cuore, curare la nostra mente, Padre, che qui ci possano essere cuori disposti al cambiamento, cuori aperti, disposti a che tu possa entrare, Padre. Ti ringraziamo e ti canteremo, Padre. Scrutaci, Padre, in ogni piccolo angolo del nostro essere, Padre, scrutaci, facci capire se c'è qualche via iniqua. Signore, tu mi scruti e mi conosci, sai quando mi siedo e mi alzo, scruti il mio cammino e il mio riposo, tu sai tutte le mie vie.
Aiutaci, oh Padre, vedi se in noi c'è qualcosa da cambiare, vedi se in noi c'è qualcosa che tu puoi fare, Padre. E questa per noi è una sfida, non è semplice. Immagina chiedere al Signore di aprire il nostro cuore, aprire la porta della nostra casa e cambiare tutto, cambiare quello che Lui non vuole nel nostro cuore. È una sfida. Tu stai lasciando qualcuno che magari nemmeno conosce entrare nella tua casa, aprire i cassetti, togliere tutti i vestiti sporchi, mettere tutto nella lavatrice oppure cambiare i mobili. Non è semplice. Ma il Signore cerca cuori disponibili questa mattina, cerca cuori disposti al cambiamento, cerca cuori disposti alla guarigione, cerca cuori disposti a essere migliori, cuori disposti a passare l'eternità con Lui. Signore, noi ti ringraziamo per questa mattina, Padre. Ti ringraziamo per il tuo santo nome, ti ringraziamo per il tuo gesto, Padre. Ti ringraziamo perché tu sei morto per noi in quella croce, Padre. E che ora noi possiamo ascoltare la tua parola, Padre, essere attenti, avere orecchie aperte, cuore aperto, disponibile, Padre, alla tua parola. In nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Ok, questa predica di questa mattina è la prosecuzione della predica della settimana scorsa. Vi ricordate che abbiamo meditato sul testo di Marco capitolo 7, quando Gesù è stato messo alla prova dai farisei, no? E Gesù dà una definizione molto chiara di queste persone religiose in quel testo di Marco capitolo 7, il primo stralcio, e lui dice che i religiosi, no, sono persone, uno, che non riescono a vedere dei miracoli di Dio evidenti attorno a sé, no? La seconda cosa che loro fanno, i religiosi, sono persone che chiaramente non riescono a adorare Dio con un culto pieno della grazia di Dio, ossia adorano con le labbra ma non con la propria anima, con il proprio cuore. E la terza cosa, un religioso, dice Gesù in quel testo, che invertono le priorità della parola di Dio, ossia creano una tradizione, creano delle regole che annullano la parola di Dio. Questo è proprio il profilo di una persona religiosa, e purtroppo abbiamo visto che tanti cristiani vivono tra cielo e terra, ossia sono in qualche parte, in un certo modo cristiani, ma anche vivono una religiosità interiore che impedisce loro di vivere una relazione piena, armoniosa con il nostro Dio, almeno soddisfacente. È così che il Signore ha definito una persona religiosa. Oggi noi leggeremo un altro testo, che è la prosecuzione di Marco capitolo 7, vedremo oggi la soluzione che Cristo dà alla religiosità, ok? E dice così il testo biblico. Marco capitolo 7, da 14 in poi, dice: poi chiamata a sé la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e intendete, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo, sono le cose che escono dall'uomo quelle che contaminano l'uomo. Se uno ha orecchi per udire, oda. Quando lasciò la folla ed entrò in casa, i suoi discepoli gli chiesero di spiegare quella parabola. E gli disse loro: neanche voi siete capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che è dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare, perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre, e se ne va nella latrina. Così dicendo dichiarava puri tutti i cibi. Diceva inoltre: è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, perché è dal di dentro del cuore degli uomini che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri,
cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo. Preghiamo che il Signore ci parli questa mattina. Signore nostro Dio, nostro Padre, io voglio chiederti nel nome di Cristo Gesù che possa parlare al tuo popolo questa mattina. Tu possa, Signore, darci quella libertà di adorarti non come degli esseri religiosi, ma come veri figli di Dio, come cristiani, riempiendo il nostro cuore, Signore, con il tuo spirito che non vede l'ora, Signore, di possedere, di amministrare tutta la nostra anima, pensieri, volontà, sentimenti, corpo, spirito, Signore. Vogliamo che tutto sia sotto il tuo controllo, perché, Signore, non c'è cosa migliore che sentirsi al centro della tua volontà, non c'è cosa migliore che sperimentare, Signore, la pienezza dello Spirito. E, Signore, noi vogliamo farlo perché siamo stanchi, Signore, di religiosità fredda, formale, e vogliamo, Signore, che il tuo Spirito veramente prenda il controllo delle nostre vite. Signore, ti chiediamo questo perché sappiamo che è anche il tuo desiderio, e ti chiediamo tutto nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Allora, che cosa stava facendo Gesù in questo frangente? Stava cercando di proteggere la folla dai pensieri religiosi che i farisei avevano cercato di inserire nelle loro menti. Vi ricordate nel testo precedente quando loro hanno detto: ma come i tuoi discepoli, le persone che sono vicino a te, non si lavano le mani prima di mangiare? E Gesù li ha ripresi duramente, li ha sgridati, gli ha detto: voi siete degli ipocriti, siete della razza di vipere, stanno succedendo miracoli intorno a voi e voi non vedete perché filtrate il moscerino ma ingoiate il cammello. E questo che succede e succedeva nella testa e nel cuore dei discepoli. Ma Gesù non voleva che questo pensiero religioso cominciasse a radicarsi dentro nella folla e dentro i suoi discepoli, e pertanto lui comincia a prendere da parte, e la prima cosa che gli dice: non fate come fanno i farisei, non fate come fanno loro, ascoltate e intendete la parola di Dio. Allora io mi sono soffermato parecchio su questa esortazione di Gesù, perché la parola di Dio dice: ascoltate e intendete. Sono due cose ben precise che il Signore Gesù ha insegnato alla folla, perché lo spirito della religiosità non entri dentro di loro. Allora è interessante che noi viviamo un'epoca oggi, fratelli, che facciamo una fatica enorme, prima di tutto ad ascoltare, perché noi siamo sempre di corsa, siamo sempre di fretta, ma attenzione, a volte noi diamo troppo la colpa alla società moderna che è frenetica, ma è un problema che si viveva anche all'epoca di Gesù. Ti ricordi di Marta e di Maria? Quando una ha scelto di sedersi ai piedi di Gesù, ascoltare la voce di Gesù, ha scelto, nonostante tutto quello che c'era da fare in casa, ha detto: no, io mi siederò ai piedi di Gesù perché questa è la parte che non mi sarà tolta. E l'altra, Marta, che invece si lamentava e faceva mestiere in casa e che diceva: maestro, ma sgrida mia sorella perché mi dia una mano a fare i mestieri di casa. Marta, Marta, siediti ai piedi di Gesù anche tu e ascolta e intendi quello che io ho da dirti, perché quella è la parte che non ti sarà tolta. Oggi noi viviamo in un'epoca sì, ma il problema viene dal cuore dell'uomo. Se tu non trovi tempo con Dio, non è che tu non hai tempo, è che tu non hai voglia. E questa è la prima cosa che io voglio dirti. Lo so che non è una cosa semplice, ma noi dobbiamo fermarci ad ascoltare il nostro Signore, prima cosa che dobbiamo fare. E la seconda cosa è intendere bene quello che Lui vuole da noi. L'Apostolo Paolo ce lo conferma in una lettera, che è la lettera agli Efesini, Efesini 5,17, dice così: perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Quale terribile conseguenza può avere una decisione nella nostra vita non presa secondo la volontà di Dio? Conseguenze terribili. E ogni giorno noi abbiamo a che fare con delle decisioni, ma soprattutto con una visione, quella che i teologi chiamano la cosmovisione, ossia la visione della realtà. Se noi non intendiamo bene qual è la volontà di Dio, succedono tre cose. Uno, non riusciamo a capire chi Dio è.
Seconda, non riusciamo a capire chi Satana è, che è il nostro nemico. E terzo, non riusciamo a realizzare la realtà che c'è intorno a noi. Quindi tutta la nostra visione rimane distorta da un pensiero che non è il pensiero biblico. Sapete perché i nostri padri riformatori hanno lottato, hanno dato la vita per la parola di Dio? Perché loro sapevano questo. Loro hanno formato questi 5 punti della riforma: solo Cristo, solo fede, solo scrittura, solo salvezza, solo gloria a Dio. E questa è una delle 5 punti della riforma, è solo scrittura. Ed è lì che loro ogni giorno andavano a trovare la verità, perché quando noi intendiamo la verità, cari miei, succede una rivoluzione. Succede una rivoluzione. Nell'arco di un secolo, quando Lutero si è messo in testa di intendere la parola di Dio, metà dell'Europa era protestante. Metà dell'Europa, 50% della popolazione cristiana era protestante in Europa. Perché? Perché una persona solo è cominciata da lui, poi si è espansa ad altre persone, ma si è messa in testa di intendere quello che Dio diceva nelle scritture. Solo scrittura, cari miei, non andiamo al di fuori, non di qua, non di là, perché c'è un rischio enorme. E te lo dico subito: quando noi non affidiamo la nostra vita alla sola scrittura e non intendiamo bene la volontà di Dio, possiamo solo affidare il nostro cuore a 2 mostri moderni. Uno si chiama sentimento e l'altro si chiama telepredicazione. Ok? Il sentimento. Noi siamo esseri sentimentali perché Dio ha messo dentro di noi qualcosa che si chiama sentimenti. I sentimenti sono buoni, sì o no? Li ha creati Dio, sì o no? Ma attenzione, il sentimento è il risultato di qualcosa che io prima penso, dopo faccio, infine arriva un sentimento secondo la volontà di Dio. Il sentimento è il risultato e non l'origine delle nostre decisioni. Allora il sentimento è una parte molto superficiale dell'essere umano. Quando io sento: ah pastore, ma io sento che questo è il ragazzo o la ragazza per me, io dico: Signore misericordioso, aiuta, esci da questo corpo. Tu hai pregato intensamente che quella persona sia la persona con cui condividerai la tua vita. Tu hai pregato intensamente perché i giorni che vengono avanti, con quella persona con cui ti sposerai, con cui condividerai tutta la vita fino a che morte non ci separi, è una decisione fondamentale per la tua vita. E se io sento solo, ma non capisco e non intendo qual è la volontà di Dio, posso prendere delle decisioni che mi faranno soffrire per tutta la vita. Fratelli, quante persone ho visto un matrimonio naufragare perché io mi sento. Se io non decido secondo la volontà di Dio, io faccio dei disastri terribili. Io voglio leggervi una frase che è stata scritta da un grande teologo, un grande pensatore cristiano dell'antichità che si chiama Agostino di Ippona. Dice così, IV secolo d.C.: stai attento ai tuoi pensieri perché diventeranno le tue parole. Stai attento alle tue parole perché diventeranno le tue azioni. Stai attento alle tue azioni perché diventeranno le tue abitudini. Stai attento alle tue abitudini perché diventeranno il tuo carattere. Stai attento al tuo carattere perché diventerà il tuo destino. Quando noi pensiamo come Dio pensa, il nostro futuro è luminoso e si realizza quella promessa di Dio che dice: la via del giusto è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché non sia giunto il giorno pieno. Se la mia vita è in discesa, fratelli, qualcosa non è funzionato nella comprensione della parola di Dio. Dobbiamo trovare tempo per stare con Dio. Dobbiamo riservare uno spazio per stare con Dio nella nostra giornata, che è fatta di 24 ore. Io un giorno, quando sarò nell'eternità, chiederò: Signore, perché non me ne date 48 in una giornata? Io so che è la stessa domanda che farai anche tu. Ma il Signore dice: io ti ho dato tutto quello che è necessario, era necessario perché tu stessi
un po' di tempo con me. Quando io sento Gesù lamentarsi con i suoi discepoli poco prima di andare in croce e dire: voi non siete stati capaci di stare con me neanche un'ora in preghiera. Possibile che noi non troviamo un'ora per stare con Dio ogni giorno? Fratelli, è terribile questo. Sto dicendo a Dio: non mi interessa quello che tu dici, non mi preoccupo delle mie decisioni, perché tanto i miei sentimenti prenderanno per me. E poi arrivano i disastri. Cari miei, trovate tempo per stare con Dio. Quando noi stiamo alla presenza di Dio, entriamo nel trono che ha creato l'universo, andiamo alla sua presenza e Dio ci benedice. Dio ti benedica e ti protegga in questo tempo prezioso, ma non tralasciare il tuo tempo con Dio, perché è prezioso. L'altra cosa che noi facciamo, invece di affidarci ai sentimenti, quando non ci affidiamo ai sentimenti, noi ci affidiamo il nostro tempo ai telepredicatori. Non c'è niente di sbagliato di ascoltare una predica o uno studio su internet, ma attenzione a una cosa: c'è una cosa terrificante che noi facciamo: noi affidiamo le verità e deleghiamo il nostro rapporto personale con Dio a quei telepredicatori. E noi deleghiamo perché non ci prendiamo tempo personale con Dio. Allora, ascoltami, questi telepredicatori sono uomini fallibili, limitati, peccatori, come ciascuno di noi è. E questi uomini, come tutti gli uomini, anche io che predico, ogni tanto faccio degli errori. È ovvio che è così. Sono un essere umano. Ma quando io leggo sugli Atti degli Apostoli, quando Paolo va a visitare prima Tessalonica poi Berea, ed è interessante che Paolo loda la chiesa di Berea e dice: i sentimenti di quelli di Berea sono stati più nobili di quelli di Tessalonica, perché controllavano ogni giorno quello che io dicevo sulle scritture. Sai qual è la mia grande gioia? Quando io vedo veramente il popolo di Dio che cresce nell'ascolto e nella comprensione della parola di Dio, che va a controllare sulla parola di Dio quello che il predicatore dice. Allora ti spiego il perché. C'è un versetto che viene usato tantissimo nel nostro cristianesimo, anche per mettere nei quadretti della casa, no? Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. È uno dei più usati, e in quasi tutte le case di cristiani che io vado è lì, no? Un giorno gli ho chiesto: fratello, cosa intendi tu qua? Quando c'è scritto questo versetto qua, cosa intendi di questo versetto? Che io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ok, l'Apostolo Paolo l'ha scritto, Filippesi capitolo 4, versetto 13. No? Lui era in prigione. E quando ha scritto questo testo, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ok. Quindi significa che lui pregava, le porte della carcere si aprivano, lui poteva uscire così? No, perché non è uscito. Io posso in questo momento pregare e Dio mi presenterà una bella pizza col salamino piccante qua davanti, perché io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. È così? No, non è così, perché aveva il pasto dei carcerati. Ok, allora che cosa significa? Basta che tu vai un versetto prima per capire veramente e intendere veramente qual era il messaggio che Paolo stava dando. Dice: io posso essere ricco e posso essere povero, posso un giorno mangiare tanto, 10 giorni digiunare, io posso essere libero dalle cose materiali che mi stanno intorno, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Questo è il senso di quel versetto lì. Ma quante incomprensioni di questo testo biblico, e quanti errori dottrinali noi facciamo, e quante deviazioni terribili noi facciamo nella parola di Dio, quando noi leggiamo ma non intendiamo, quando noi non ci fermiamo ai piedi di Cristo. Posso dirti una cosa: la parola di Dio spiega la parola di Dio, il Vecchio Testamento spiega il Nuovo spiega il Vecchio. È tutto lì quello che ci serve per comprendere cosa Dio vuole. Non è di fuori dell'ultimo capitolo di Apocalisse, non è prima dell'ultimo capitolo di Genesi, del primo capitolo di Genesi. È tutto lì in mezzo, e lì in mezzo c'è la tua storia, c'è la storia dell'umanità, e tutto quello di cui tu hai bisogno è lì dentro. Ma dobbiamo ascoltare
e intendere. È questo che ci insegna il Signore Gesù. E Lui era preoccupato per quella folla. Il Signore Gesù è preoccupato per te questa mattina, che tu possa intendere la parola di Dio. Però c'è un'altra cosa che voglio dirti di questo primo punto. Ascoltami. Lui dice: ascoltate e intendete. C'è stato un episodio in Atti capitolo 7 che mi fa molto pensare. Ok? Ti ricordi chi è stato il primo martire della fede? Stefano, questo diacono che la parola di Dio dice che lui parlava e nessuno poteva resistere alla sua saggezza perché lui era una profonda comunione con Dio. Ok? A un certo punto lui fa una lunga predica, ma lui toccava nel fondo delle persone, talmente in fondo di quei farisei che lo stavano ascoltando. Quei farisei, dice la parola di Dio, che a un certo punto hanno tappato le loro orecchie, hanno gridato forte per non udire la verità che la parola di Dio voleva far penetrare dentro di loro. E che cosa è successo? L'hanno lapidato. A volte io ho l'impressione, fratelli, che noi quando Dio ci dice certe verità nella parola di Dio, noi tappiamo le orecchie. E sapete che cosa facciamo? Non facciamo un martire, ma uccidiamo la verità che comincia a penetrare dentro di noi. Perché la verità, c'era una canzone qua in Italia, non so se si conosce in tutto il mondo, ma anni 60 penso. La verità ti fa male, lo so. La verità fa male. E noi dobbiamo avere orecchie attente che ascoltano e comprendono quello che Dio vuole da noi, perché Dio vuole il meglio per noi. Sei convinto di questo? Dio vuole il meglio da noi, ma non prendere decisioni, non stare a fare influenzare la tua mente né da telepredicatori. Controlla quello che i telepredicatori dicono sulla tua Bibbia e soprattutto non fidarti dei tuoi sentimenti corrotti dal peccato. Noi dobbiamo prendere decisioni sulla parola di Dio. Nel momento in cui noi facciamo questo, noi avremo la giusta dimensione di chi è Dio, di chi è il nostro nemico e, terza cosa, della realtà che ci circonda. Ma Dio non si ferma lì. Va al secondo punto, che il problema, cari miei, è dentro di noi, non è fuori di noi. Allora, per la prima volta Gesù dà una collocazione geografica, se così la possiamo chiamare, di dov'è il problema, ok? Allora, ciò che esce dall'uomo, questo sì, contamina l'uomo. Non ciò che viene da fuori e tu introduci nel tuo corpo, ma ciò che è dentro dell'uomo. E dice così il testo. Per vincere la religiosità dobbiamo avere il coraggio di guardare dentro di noi e vedere la realtà che caratterizza il cuore umano. C'è una cosa interessante che è successa appena l'uomo è caduto nel peccato. Ti ricordi la storia di Adamo ed Eva? È la storia più famosa del mondo, no? È una storia di un fallimento terribile, no? L'uomo pecca, ossia l'uomo inteso come uomo e donna, ok? E la prima cosa che Adamo fa davanti a Dio, prendendo posizione per il suo peccato, è: la donna che tu mi hai dato mi ha fatto peccare. Che cosa stava facendo Adamo? Stava mettendo la colpa su Dio, neanche sulla donna, la donna che tu mi hai dato. Gente, questo uomo, la prima cosa che ha fatto, si è messo foglie di fico, si è andato a nascondere perché? Perché non voleva guardare dentro di sé alla sua responsabilità, al suo problema, alla sua ribellione e tutto quello che lui aveva sbagliato. No, la colpa è prima di tutto di Dio e la seconda della mia moglie. Ah, io sono nervoso perché ho avuto una brutta giornata al lavoro. Giustificazione talmente comune. Ho preso un 5 a scuola perché il professore non mi capisce. Sì. Gente, troviamo sempre una giustificazione. E Gesù dice: ferma. È quello che esce fuori da te il problema.
È quello che c'è dentro nel tuo cuore, nella tua anima, che tu non controlli perché non è sotto il controllo dello Spirito Santo di Dio. E la cosa interessante, cari miei, è che il peccato ci mette tutti sulla stessa linea. Tutti sulla stessa linea. Non c'è una persona sana nell'universo che possa dire io sono pulito e profumato. No. Il peccato che abita dentro di noi è dura da vedere, è dura da ammettere. E a volte, fratelli, noi abbiamo bisogno di una persona che ci accompagni insieme a vedere i nostri fantasmi, quello che abbiamo sbagliato nella nostra vita. Fatti prendere per mano da una persona matura che ti dica: fratello, sorella, ho passato la stessa situazione. Non preoccuparti, confessa a Dio e liberati da quello che c'è dentro di te, perché il problema non è fuori di te, è dentro di te. Quando noi sbagliamo delle cose, quando noi pecchiamo, quando noi ci ribelliamo alla volontà di Dio, non è perché le circostanze ci impediscono di obbedire, ma semplicemente perché abbiamo sbagliato noi. Ti ricordi la storia di un ragazzo che si chiamava Paolo? Il più grande missionario della storia dopo Cristo, ok? Ma la cosa interessante, ti ricordi quando lui si è convertito sulla via di Damasco? E c'è una cosa molto profonda che la parola di Dio ci dice quando lui ha proprio conosciuto Dio faccia a faccia in quel momento lì, no? Dice che se tu vai a leggere, controlla il testo che io ti sto citando, ok? Facciamo questo patto, quando torni a casa controlla quello che io ti sto dicendo, perché non voglio che ti accontenti di quello che dico io. Okay? Dice la parola di Dio che quando Gesù si è presentato a lui, in quel momento, la prima cosa che è successo, lui è caduto a terra. Giusto? Bene, questo te lo ricordi. Ma la seconda cosa che mi ha colpito, questo dettaglio che mi ha colpito è, dice che la luce è sfolgorata tutto intorno a lui. Non dice davanti a lui, dice tutto intorno a lui. Ossia, Paolo, il religioso più religioso di questa terra, con le convinzioni salde di acciaio che quello che faceva lui era giusto, la prima cosa che succede, cade a terra, ossia cade a terra tutto quello che lui aveva qua nella testa, e per la prima volta la luce sfolgora tutto intorno a lui, non aveva più spazio dove andare perché Gesù lo circondava di luce e ha messo in luce tutto quello che c'era dentro di lui, e per la prima volta lui nella sua vita dichiara: chi sei tu, Signore? In quel momento, quando Dio ha illuminato le tenebre del suo cuore, per la prima volta lui riconosce l'autorità di chi gli stava di fronte. Finché io nascondo in fondo al mio cuore chi io sono e cosa ho dentro, io non riconoscerò mai la signoria di Cristo. Ma quando io comincio a confessare tutto quello che ho dentro e riconoscere chi io sono, allora dico: Signore, chi tu sei per amarmi così come io sono? Chi tu sei? In quel momento, quando io riconosco l'autorità di chi mi sta di fronte, allora la mia vita comincia a cambiare in modo radicale, gente. E la parola di Dio, Pietro, che ha tradito il Signore Gesù 3 volte, lui usa per 4 volte nella sua prima lettera la parola Salvatore e Signore, Salvatore e Signore, Salvatore e Signore. Essere un cristiano con Cristo Salvatore è una cosa, ma con Cristo Salvatore e Signore è un altro paio di maniche. Salvatore e Signore significa che Cristo regna nel tuo cuore, ma la prima cosa che noi dobbiamo fare è andare a vedere dentro di noi. Guarda che cosa si dice, la lettera di Giacomo, capitolo 1, dice: da dove vengono, vedi il dove? Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate. Questa è una lettera scritta a cristiani, ok? A cristiani. Voi uccidete e invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra, non avete perché non domandate, domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia col mondo è inimicizia verso Dio?
Chi vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Oppure pensate che la scrittura dichiara invano: lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia. Sai perché Dio vuole che tu guardi dentro di te e vedi il problema che è dentro di te? Perché Dio è geloso di te. Dio è geloso di noi. È una fidanzata senza riferimenti, ok? Siciliana, che dice: cosa mia tu sei. Che bello avere un Dio geloso. Che bello avere un Dio che è zelante per te, per la tua anima. Fantastico. Un Dio che è disposto a spostare tutto l'universo per venirti a tirare le orecchie e dici: ehi, sei mio, io ti ho salvato per la mia gloria. Non andare da un'altra parte, comincia a guardare dentro di te in modo che io possa riempire la tua anima e il tuo cuore di tutta la mia grazia. È questo che il Signore Gesù vuole fare con noi, ma noi dobbiamo ascoltare, intendere e soprattutto cominciare a guardare dentro di noi. Interessante che l'Apostolo Paolo, dopo che è caduto per terra, dopo che è diventato cieco, perché è così che dice la parola di Dio, Dio ha mandato una persona a lui che si chiamava Anania. Anania, un cristiano semplicissimo, che il Signore gli ha detto: va Anania, va a imporre le mani a Paolo perché è lo strumento che io ho scelto, perché la mia gloria sia manifestata a tante genti. Mettigli le mani sugli occhi, fagli cadere le scaglie dagli occhi. E Anania va, impone le mani, Paolo ritorna a vedere. Ma è interessante il significato del nome Anania, che significa il Signore ha coperto, ossia oppure il Signore ha protetto. Quando io comincio a guardare dentro di me il problema che esiste dentro di me, sono spietato con la mia carne, il Signore ci manda un Anania a proteggerci, a coprire le nostre difficoltà, a accompagnarci in un cammino cristiano vero. Ti sei mai chiesto perché Gesù mandava le persone a due in giro? Perché uno sosteneva l'altro. È questo che succederà. Ma finché io mi tengo per me quella tremenda verità che il Signore scopre dentro di noi ogni giorno, io non posso riconoscere Cristo come chi Lui veramente è, ossia come il Signore dell'universo, che vuole essere parte intera della nostra vita. Paolo si è arreso. E tu? Ti vuoi arrendere a Cristo? Ti voglio dire una terza cosa. Dice così il testo che prosegue, Gesù parlando ai suoi discepoli che non riuscivano a capire questa verità, dice: perché è dal di dentro del cuore degli uomini che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal dentro e contaminano l'uomo. Allora, io mi sono soffermato su una parola, ok? Questo è un elenco di peccati, no? Che vengono dal cuore umano. Però Gesù dice, proprio lì all'inizio, dice, dal cuore degli uomini. Sta dicendo dal cuore dei non credenti? Ascoltatemi bene e rispondete nel vostro cuore. Il Signore sta dicendo: questa è una cosa che è per i non credenti. A chi stava parlando lì? Ai suoi discepoli. Lui dice: nel cuore dell'uomo c'è tutto questo che vi ho elencato. Dentro di me e dentro di te c'è tutto questo elenco di possibili, potenziali attitudini umane che possono uscire da un momento all'altro dipendendo dalla tua dipendenza dal Signore. Perché dice nel cuore dell'uomo, non dice nel cuore dell'uomo naturale. Credenti, non credenti, questo c'è dentro.
E il Signore Gesù ci dà una notizia qua che è tremenda, gente. L'Apostolo Paolo esprime molto bene questa cosa un po' più avanti, quando lui ha conosciuto il Signore nella lettera ai Romani, quando dice: io so che niente di più e niente di meno che questo. Allora, soffermandomi su questo testo, ho detto: Signore, io sono tutto questo. Ho detto: sì, sono tutto questo. Però c'è una cosa che tu mi devi spiegare: come fai ad amare uno come me? Come fai ad amare l'umanità in questo modo? Come fai, Signore, ad aver lasciato il tuo trono e sei venuto a prendere me, che sono tutto questo che tu mi hai spiegato? Nel mio cuore c'è questo. E il Signore dice: per la grazia di Dio tu sei mio. Romani capitolo 5, 3 versetti, dice così: infatti mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Indovina un po' chi erano gli empi. Versetto 8: Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Versetto 10: se infatti mentre eravamo ancora nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Cristo ama nonostante, non perché noi siamo buoni, non perché siamo bravi, anzi è quello che abbiamo visto che c'è dentro nel cuore dell'uomo ha motivato ancora di più Cristo. E sai perché? Perché lui ha detto: non ce la possono fare, è per quello che io ti amo, perché io sono Dio e io sono amore. Allora ti faccio una domanda che il Signore ha posto a me mentre io preparavo questo testo: come tu percepisci l'amore di Dio? Con un se o con un anche se? Dio ama me se. Questa è la visione più sbagliata del cristianesimo che oggi esiste. È per quello che i cristiani sono iperattivi, fanno 1 milione di attività nella Chiesa. Perché? Perché dentro di loro c'è un se che mettono in dubbio: se io smetto di fare qualcosa per Dio, Dio smetterà di amarmi. È una bugia diabolica questa. E sai che cosa Dio dice? Io ti amo anche se tu fossi infermo a letto, oppure crocifisso insieme a me. Ti ricordi la storia del ladrone sulla croce? Oggi tu sarai con me in paradiso. Che cosa aveva fatto di buono quel ladrone? Semplicemente aveva riconosciuto che Cristo è il Signore. Non è stato battezzato, non ha frequentato una chiesa, non aveva un ministero, ma Cristo gli ha detto: oggi tu sarai con me in paradiso, perché tu hai riconosciuto chi io sono. Hai ascoltato la mia parola, hai inteso la mia parola, hai guardato dentro di te, hai visto che non c'era niente di buono e alla fine hai detto: Signore, salvami, perché io ho bisogno di salvezza. È questo che il Signore ha detto a quell'uomo. C'è una storia che ci racconta proprio questo: la storia del figlio prodigo e del suo fratello maggiore. Uno, il primo, il più giovane, quello che era pieno di peccato, ha riconosciuto che suo padre lo amava anche se. Io vado là, non ho niente da offrire, sono sporco, denutrito, ho rifiutato mio padre, l'ho cancellato dalla mia agenda, ma io so che lui mi ama anche se, perciò torno indietro e io voglio far parte di nuovo della sua storia. Ma l'altro figlio, quello maggiore, aveva un'altra idea e dice: ah padre, ma io ho lavorato tutti i giorni duramente, tu non mi hai mai dato un capretto. Come lo intendeva? Se io lavoro, Dio mi premia. Questo non è grazia di Dio, è un contratto di lavoro. Il mio Dio non è così. Ma purtroppo il Dio di questo fratello maggiore è il Dio di tanti fratelli e di tante sorelle all'interno della comunità cristiana moderna. Non riescono a capire cos'è grazia di Dio, perché abbiamo un contratto di lavoro con Cristo. Sai qual è il contratto che Cristo ha firmato? È quello sulla croce con scritto sotto: è compiuto, è pagato tutto. Amen, Chiesa? Non so se siete terrorizzati o estasiati. Me lo direte voi dopo, ok?
Ma questo è il nostro Dio. C'è scritto là, è compiuto, pagato, biglietto assicurato per l'eternità. Bisogna solo prendere il volo. Ma io so che nella nostra comunità, come in tante altre comunità moderne, il grande problema è che noi abbiamo una visione molto distorta di chi è Dio, di chi è il nostro nemico e della realtà che ci circonda. Ma quando torniamo alle scritture e quando torniamo a vedere dentro di noi e quando torniamo a vedere la meravigliosa grazia di Dio, tutto comincia a cambiare. Questo è il modo per sconfiggere la religiosità. E Dio sa quanto la modernità ha bisogno di cristiani così, totalmente liberi di amare e adorare il nostro Signore. Amen. Io è questo che volevo dirvi stamattina. Invito il gruppo di lode, per favore. Ma mentre noi cominceremo a pregare, io vorrei tanto che ciascuno di noi potesse fare un'analisi profonda, ok? Un'analisi profonda della propria vita, della propria struttura spirituale e permettere a Cristo di produrre un cambiamento, ok? Perché se noi veniamo qua, carissimi, e non cambia niente dentro di noi ci stiamo raccontando storielle. Quando io ho cominciato a studiare questo testo, ho permesso al Signore di fare un cambiamento nella mia vita. Ho detto, Signore, io voglio sentirmi libero, sono stanco di freddezza, sono stanco di superficialità, io voglio andare in profondità con te. E sapete cosa mi ha detto il Signore? Dipende da te, tutto è pronto, basta solo che tu ti siedi a tavola. La tavola è pronta, ma tocca a te arrivare a quella tavola, sederti e lasciare che lo Spirito Santo faccia un cambiamento. Signore nostro Dio, nostro Padre, io metto nelle tue mani, Signore, quello che è stato amministrato della tua parola. Signore, passa in rassegna ogni anima che è qui. Ci sono dei peccati, Signore, che sono stati confessati, forse tanto tempo fa, ma che ancora l'anima non è libera. Sta ancora soffrendo perché non capisce la tua grazia. Signore, io ti prego stamattina che tu possa spezzare queste catene. Noi abbiamo un Dio che è un Dio di grazia. Non è un Dio con un contratto di lavoro. Ma dobbiamo fare questi passi, Signore, tornare alla tua parola, guardare a quello che noi abbiamo sbagliato, non, Signore, che il tuo popolo riesca a spezzare la catena della responsabilità degli altri e cominciare a metterci nella libertà della nostra responsabilità personale di ciò che abbiamo sbagliato. Signore, Cristo ha dato questa formula ai suoi discepoli, che funziona ancora oggi, è attiva, è attuale. Signore, in questo momento tu stai chiamando delle anime perché questa realtà faccia parte delle loro vite. E io ti chiedo, tu che stamattina hai sentito che la parola di Dio in almeno un punto era per te, io ti invito ad alzarti in piedi dove tu sei in questo momento, perché io voglio pregare per te, ok? Se tu hai sentito che la parola di Dio era per te, alzati in piedi in questo momento nel nome di Gesù. Dio ti benedica. Amen. Dio ti benedica. Signore sta facendo un lavoro con noi, fratelli. Ci vuole una generazione in grado di spezzare catene, di far cadere le mura di Gerico spirituali del nemico.
ma noi dobbiamo essere liberi, non dobbiamo essere dei religiosi, dobbiamo essere dei veri figli di Dio, cristiani rinnovati dal suo spirito. Se tu hai una persona vicino a te, in piedi, prendila per mano. Se non ce l'hai, spostati in un punto dove c'è una persona che è vicino a te, in piedi. E in questo momento prega che la tua vita venga completamente modificata, radicalmente trasformata dalla grazia di Dio. Signore, nostro Dio, nostro Padre, in questo momento, Signore, io metto nelle tue mani questo popolo che si è alzato per dire sì. E in questo momento, Signore, io ti chiedo che tu possa veramente penetrare nella parte più profonda della loro anima e che tu possa, Signore, produrre un cambiamento formidabile, Signore. Che questi miei fratelli e sorelle possano tornare alle loro case fra poco con fiumi di acqua viva che sgorgano dal seno. Signore, benedicili e che il tuo volto risplenda su di loro. Grazie, Padre, per questo culto, perché è cibo fresco, cibo fragrante che viene dal tuo trono di grazia. Abbiamo bisogno, Signore, ogni giorno, e vogliamo fare questo per la tua gloria e per il tuo onore, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Puoi dare un abbraccio alla persona vicino a te, nel nome di Gesù. Amen. Diamo le nostre offerte e decimi al nostro Signore, continuiamo a cantare a Lui. Ogni giorno si rinnovano le tue misericordie, hai creato i cieli e terra, lodano te. Con i miei occhi non ti vedo, ma sento la tua presenza. Io ti amo, ti esalto, lodo te. Tu mi hai fatto rinascere, ti prendi cura di me, con la tua potenza nella fede che ho in te. Perché sembra difficile o quasi impossibile, io trovo la forza in te per ricominciare. Tu mi hai fatto rinascere, ti prendi cura di me, con la tua potenza nella fede che ho in te. Perché sembra difficile o quasi impossibile, io trovo la forza in te per ricominciare. La tua mano io sento su di me, i tuoi occhi sono su tutta la terra, le tue braccia sono sempre ad aspettare quel figlio che per sempre amerai. Tu mi hai fatto rinascere, ti prendi cura di me, con la tua potenza nella fede che ho in te. Perché sembra difficile o quasi impossibile,
Amen. Padre, ti ringraziamo per le offerte che sono state date, ti ringraziamo per le decime, che tutto possa contribuire al tuo regno, Padre, alla tua opera. Noi ti ringraziamo per tutto quello che tu ci dai, Padre, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Sì. Ok, possiamo mettere gli annunci, per favore? Ok, è cominciato il 1 questa nostra sfida, no? Della Sentinella. La Sentinella non è altro che una catena di preghiere che la nostra comunità sta facendo attraverso proprio una preghiera nelle nostre case. Ossia, ciascuno di noi, o meglio, una buona parte di noi ha dato a disposizione un tempo o quotidiano, di un giorno alla settimana, di 2 giorni alla settimana, di 5, 6, 7 giorni alla settimana. C'è chi prega tutti i giorni della settimana, dedicando il tempo libero che si ha durante la settimana e questo mese di febbraio noi stiamo pregando per la santificazione della Chiesa. Fratelli, faccio una parentesi qua, ok? Quando il popolo di Dio comincia a pregare, tu pensi che Dio non risponda? Stiamo pregando per la santificazione. Se io vi facessi l'elenco di quello che sta succedendo qua, dovrei fare una mezza enciclopedia, ok? Sia il popolo di Dio si sta buttando via tutto quello che non serve per camminare con Cristo, ok? Stanno venendo fuori peccati, stanno venendo fuori attitudini, come posso dire, abitudinarie, stanno venendo fuori desideri di santificarsi più in profondo. Una sorella mi ha detto: pastore, io mi metto in ginocchio alle 2 di notte, alle 3 mi alzo, sembra che sia passato 2 minuti nella presenza di Dio. Dico, questo è il popolo di Dio che io conosco. Questo è il popolo di Dio che io conosco. L'altro giorno, lasciate che vi racconti questo, ho dovuto portare la macchina in officina, no? E doveva star lì perché doveva fare un tagliando molto lungo dalle 9 di mattina fino alle 4 del pomeriggio. In 7 ore ho detto: cosa faccio in 7 ore? Prego, preparo un po' di messaggio, faccio qualche telefonata di consulenza. Ero in giro per Conegliano a piedi, no? Col mio zaino. Tu prova a immaginare un 60enne, zaino in spalla, che ha dovuto mangiare in un parchetto Ho detto: chissà come Gesù faceva mentre si spostava. Ma fratelli, c'è stato un momento che mentre pregavo il Signore mi ha dato una consapevolezza della sua presenza lì vicino a me, talmente forte, talmente grande, che ho detto: Signore, io voglio fare il pellegrino, io voglio sentirti sempre così, io voglio sperimentare la tua presenza sempre così. Me ne andrò in giro, se mia moglie mi vede sparire, perché sto girando l'Europa con lo zaino in spalla, ok? Ma io voglio farlo per Cristo. Ma quando noi preghiamo, fratelli, noi entriamo nella presenza di Dio e Dio ci dà delle esperienze fortissime, ok? Se tu ancora non hai aderito a questa sentinella, sei sempre in tempo, puoi parlare con me alla fine del culto, io sarò là in fondo, e se vuoi occupare qualche ora della tua settimana, che sia un'ora fissa oppure un'ora variabile nella giornata, non importa, ma ti chiedo, fai questa esperienza con Dio, vedrai che cosa succederà nella tua vita e nella vita della tua famiglia, si trasformerà in modo radicale, ok? Quindi andiamo avanti. Bene, questa è una delle prime, fratelli, è la prima evangelizzazione della nostra Chiesa, soprattutto dei nostri giovani e adolescenti, dopo 5 anni di fermo, ok? L'ultima che abbiamo fatto, se non mi sbaglio, già da 2019-2020, l'intorno, quindi almeno sono 5 anni, se non 6. Quindi, allora, che cosa succede quando io evangelizzo? Che cosa dice la parola di Dio? Entro nella casa dell'uomo, chi è che sa questo? Dell'uomo forte, ossia chi è l'uomo forte? È il nemico. Io vado nel mondo, cerco di strappare anime al mondo, il nemico è felicissimo, sì, fai pure, tranquillo, non preoccuparti. Okay? I nostri ragazzi saranno in prima linea combattendo per strappare anime al nemico, per testimoniare il Vangelo. Allora, cosa deve fare una comunità quando questa cosa succede? Deve mettersi in preghiera.
Poi non è solo la preghiera, perché è semplice, no? Io pregherò per te. Questa è una cosa che a volte non funziona. Noi dobbiamo comincia sempre per P, ma è un'altra cosa, è la presenza. La Chiesa dovrebbe essere presente là in centro dove i ragazzi faranno la loro evangelizzazione. Quindi sabato 15 febbraio, se tu hai un paio d'ore libere, io sarò là, ok? Pregando per loro mentre loro evangelizzano. Ma se tu vuoi venire insieme a me e vedere questi ragazzi all'opera, sei caldamente invitato, ok? O freddamente invitato, fai un po' come vuoi tu. Ma anche se c'è freddo, noi siamo caldamente insieme ai nostri ragazzi, ok? C'è qualcuno che vuole insieme ai nostri ragazzi combattere in seconda linea, portare gli alimenti? Io sono là, se tu vuoi essere là insieme a noi sarai molto benvenuto, ok? E vedremo la nostra Chiesa uscire fuori dalle mura, va bene? Altre cose? Ok, giovani coppie, 22 febbraio, ore 19:30, giovani coppie sposate, ci sarà la conferenza interna alla nostra comunità, se tu vuoi partecipare sei caldamente invitato, ok? Altra cosa? Ok, questo io non ho notizie, ci vorrebbe Emanuele oppure qualche monitore della scuola, sai qualcosa Vittoria? No, va bene. Emanuele è di là nella scuola, no? In caso chiedete a lui, va bene? È questo, va bene? Sei stato benedetto stamattina nel culto? Amen? Ok? Dio ci benedirà ancora di più durante la settimana, ok? Ma mettiamo in pratica la parola di Dio. Preghiamo. Ti invito ad alzarti in piedi e chiudiamo il nostro culto con questa preghiera. Signore nostro Dio, ti ringraziamo di essere stato in mezzo a noi e grazie Padre perché, Signore, hai agito in mezzo al tuo popolo. Metto nelle tue mani, Signore, questa settimana che viene avanti. Ti prego, Signore, grandemente per i nostri ragazzi che saranno là nella piazza a combattere per la tua gloria. Non sappiamo, Signore, cosa succederà, ma sappiamo, Signore, che tu sarai con noi. E adesso, Signore, che torneremo alle nostre case, benedici il tuo popolo e che l'amore di Dio, nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.